Ancora con i talk della Maker Faire Sardinia 2026, siamo con Maria Giovanna Carta. Ciao, Ciao Paolo. sei venuta a trovarci. Parliamo di innovazione non solo come innovazione tecnologica, ma come avvio di percorsi innovativi. Mannos lo è di sicuro. È un microcosmo, un contenitore che hai creato alcuni anni fa, adesso ce ne parlerai. È bellissimo. Io sulla Nuova Sardegna ne ho già parlato in alcune occasioni perché attraverso l'adozione, il metodo dell'adozione, puoi aiutare piccole imprese, puoi conoscere piccole imprese della Sardegna e poi è divertente anche perché puoi adottare una pecora, puoi adottare un filare, puoi adottare, non so, un vigneto. Adesso ci spiegherai tutte le cose che si possono adottare. Da cosa nasce Mannos e che cos'è? Mannos nasce da una domanda molto semplice. Ma come possiamo davvero valorizzare le nostre gemme enogastronomiche? Sono nata e cresciuta in Sardegna, tra antichi sapori e tradizioni culinarie, ehm, e pur avendo fatto un percorso totalmente diverso con quello che poi è Mannos, per passione ho deciso di portare quelle che erano le mie conoscenze e competenze in ambiti completamente diversi, legandoli e connettendoli con quello che era appunto un'esperienza di adozione che io ho fatto quando vivevo fuori dalla Sardegna, e chiaramente, diciamo così, calandola sul nostro Mh. territorio e sui pilastri della nostra alimentazione. Quali Quindi sono? è nata così, è nata che io più di 10 anni fa, ehm, lavoravo, insomma tra Milano e Torino così, e ho visto questa esperienza di adozione in Piemonte e ho detto: "Ah, che bello." Io son sempre stata una persona molto curiosa, curiosa di quello che porta sulla sua tavola, di che cosa si nasconde dietro una bottiglia di vino. E così decisi di adottare un filare di vite nelle Langhe. È nata così. Quello era il periodo in cui, la Sardegna era circa il 2016, se non ricordo male è stato proprio l'anno in cui sono nate le Blue Zone. Quindi un'attenzione particolare sulla nostra isola, per come vivevamo, per quello che mangiavamo, i segreti della longevità. Ti sto cercando di contestualizzare un po' in che periodo Certo. nasce Mannos e perché. E così da questa esperienza d'adozione ho detto: "Che bello che sarebbe portare un'idea simile, nella mia terra". Chiaro, con obiettivi completamente diversi, perché poi Mannos, quello che è adesso, e le adozioni agricole che si vivono attraverso Mannos sono il risultato di quello che ho vissuto come idea, ma soprattutto di tutto quello che io non ho vissuto come adottante. Perché? Perché io, ad esempio, in quell'adozione non ho ricevuto degli aggiornamenti su che cosa si nascondeva dietro, insomma, la produzione di quel vino. O il racconto di un mestiere come quello del vignaiuolo. Ho ancora di più il fatto di sentirmi parte di quel ciclo produttivo per capirne il valore. Perché? Perché poi la bottiglia che io sono andata a prendere e a ritirare non parlava di me e del mio contributo, del mio sostegno in quel progetto. Quindi poi, insomma, Mannos è stato nella mia testa per tantissimi anni, facevo tutt'altro, facevo la consulente aziendale, ehm, e quando poi nel 2018 ho iniziato a buttar giù le idee che mi venivano, no, ho detto: "Io non ho vissuto questo, quindi questo ci dovrà essere, non ho vissuto quest'altro, quindi quest'altro ci dovrà essere". Insomma, per farla un po' più breve, Mannos adesso è una piattaforma digitale che connette diversi produttori nell'isola di diversi pilastri della nostra alimentazione, parliamo di grano, di legumi, di formaggi di pecora e di capra, di vite, vitigni autoctoni, di miele, di alveari, ulivi per l'olio. L'idea è quindi quella di creare dei mercati alternativi per i piccoli produttori artigianali di questi prodotti e allo stesso tempo, permettere alle persone di capire di più di quello che è il valore delle nostre produzioni, perché secondo me se cioè raccontarlo soltanto non basta più. Cioè vendere le nostre eccellenze con, insomma, i classici
modi, modalità di vendita, per me non basta più per trasmettere il valore. Dobbiamo permettere alle persone di abitare quel sapere. E quindi l'adozione a distanza ti permette in un qualche modo di capire molto di più, proprio di concludere questa esperienza, che può essere l'esperienza di un giorno attraverso le esperienze rurali che costruisco con i produttori o le esperienze di un anno con l'adozione, ehm, concludere questa esperienza con un po' di consapevolezza in più di che cosa c'è dietro e dentro le nostre produzioni. Ecco, però è estremamente curioso sentir parlare di un'adozione. Spieghi proprio il processo. Cosa significa adottare, ecco, Mh-mh. il più famoso forse è la pecora, Sì, adottare una pecora. sì. Cosa significa? Chi vuole adottarla cosa Cosa fa? fa? Allora, tutto parte da un click. Mh. È infatti qua che l'innovazione, il digitale si inserisce in un progetto che ha come obiettivo la valorizzazione della nostra tradizione. Quindi con un click, nel sito che ho creato, nella nostra casa digitale, mannos.it, si può scegliere di adottare ad esempio una pecora. Quindi si può adottare per sé o Mh-mh. decidere di regalarla, e quella è una doppia opzione che tu trovi direttamente nel portale, e da lì parte, diciamo così, l'adozione vera e propria. Cosa significa? Viene dato un nome, Puoi dare un nome sì, quindi. l'adottante può scegliere un nome, ad esempio quando parliamo di animali, di solito si può dare anche un nome alla pecorella o alla capretta, non ti dico nomi Fantastico. divertentissimi, ho scoperto in questo periodo, uno degli ultimi, Collateral Dolly. Cioè Bellissimo. fantastico. Forse, il gusto è proprio quello, al di là di tutto, Adesso sai che di poter dare il sì, ieri nome. sono andata a ritirare una delle ultime targhette, le faccio incidere qua, quindi viene inciso il nome che la persona sceglie in una targa di ferro, insomma di alluminio, che poi viene apposta nei classici collari delle pecore e delle Certo. capre, i collari che faccio fare a Tonara, che compro a Tonara, insieme alle campanelle, perché poi vabbè ti dirò, è un modo anche di valorizzare, un altro comparto che è quello dell'artigianato. Però, qua magari ci arriviamo dopo. Viene inciso il nome, poi il pastore applica la targhetta, viene fatta la foto poi alla pecora, alla capra e invio un certificato di adozione. Quindi comunque l'adozione parte lì al momento dell'adozione sul portale, dopodiché da quel momento arriva all'adottante una lettera dove spiega che cosa vivrà in quest'anno insieme con noi, e poi da lì certificato d'adozione e tutta una serie di aggiornamenti periodici che spiegano, attraverso video, attraverso testo scritto, eccetera, spiegano la stagionalità. Perché poi la cosa importante per me è, far capire anche il tempo che ci vuole per produrre quella cosa. Siamo abituati a trovare sempre tutto e subito al supermercato, ma effettivamente qual è Cosa ci la sta vuole? esatto, cosa ci Certo. vuole per qual è la stagione giusta? Allora lì la stagionalità del latte, la lattazione delle pecore, si spiega anche che il latte poi e il formaggio che poi mangiamo dipende molto da quello che le pecore mangiano, e quindi il pascolo, e quindi poi nell'adozione l'adottante riceverà 3 forme, ad esempio, di pecorino con 3 stagionature diverse per far sentire il gusto del pascolo invernale, che è quindi il primo latte, del pascolo primaverile e del pascolo Fantastico. estivo. Quando poi vengono a ritirare il prodotto, a volte lo ricevono a casa con i profumi del territorio, perché magari vado a prendere dei mazzettini delle nostre erbe spontanee per far sentire non solo il sapore, ma anche il profumo quando aprono il pacco, la lettera che accompagna l'adozione. Ecco, tutte queste cose qua, il formaggio, magari la forma che nell'etichetta porta il nome dell'adottante, quindi il tuo pecorino dalla pecora adottata da Paolo, ad esempio. Ecco, tutte queste cose ti fanno veramente sentire parte di un Mh. territorio. E la cosa bella è che quando ho ideato Mannos, l'ho pensato che Mannos potesse essere anche un attrattore, quindi persone che non Certo. conoscevano l'isola venivano per visitare il proprio angolo adottato. Questo sulla considerazione che il turismo enogastronomico sta crescendo tantissimo, e pensa quanto è più forte il desiderio di andare a trovare e a scoprire, cibi e vini di un territorio, quando quell'angolo di territorio un po' ti appartiene, l'hai già conosciuto prima e hai già instaurato un legame col territorio e con il produttore. Ecco,
E infatti Proprio su questo immagino, stessi arrivando lì. Mi hai raccontato una storia bellissima, sì, la storia di una famiglia americana che ha adottato una pecora e poi con la scusa di volerla conoscere è venuta in Sardegna, ma non solo, adesso ha anche il progetto di sì, prendere casa in Sardegna, sì, quindi si chiude un cerchio perfetto e, una parola cara ad Antonio Burrai del Fab Lab, l'organizzatore della sì. Maker Faire Sardinia, è glocal, quindi unire il globale al locale, direi che un racconto come questo è perfettamente glocal. Sì, sì, non ti posso spiegare l'emozione che ho Mh. provato, soprattutto quando son venuti qua in Sardegna. Tutto è iniziato con il click, il famoso click di cui ti parlavo prima, quindi Quindi tu hai visto arriva un'adozione l'adozione sì, dall'America. arriva l'adozione, quindi arriva la mail e ho visto Massachusetts. Ho detto: "Oh caspita", ho detto: "Forse non si sono accorti che nel sito c'è scritto che spediamo soltanto in Europa". E allora che faccio? Gli scrivo: "Grazie per la vostra adozione, forse non vi siete accorti che, però a questo punto vi propongo 3 opzioni: Mh. vi restituisco l'adozione, vi prendete la responsabilità che il pacco non arrivi", perché il discorso dell'America è il discorso di tutti i dazi, dei, problemi che ci sono e degli impedimenti spedire, insomma, prodotti alimentari e soprattutto se non si ha una certificazione. Mh. Ehm, oppure, la il motivo per cui anche uno dei motivi per cui ho costruito Mannos è: venite voi a ritirare il vostro prodotto e con l'occasione visitate l'isola. Sì, faremo così. Questo fu a febbraio dell'anno scorso. A maggio mi scrivono che stanno pensando di venire in Sardegna e quindi organizziamo la visita dal pastore. Nel frattempo loro avevano adottato una pecora e nel frattempo poi, presi dall'entusiasmo, hanno anche adottato un alveare prima di venire. Quindi organizziamo la visita, andiamo da Pietro, il pastore di pecore sarde, Dove, dove? nelle colline di Olbia. Mh. Pa il pastore di pecore sarde nelle colline di Olbia, poi i produttori sono sparsi un po' in tutta l'isola, c'è una pastora di pecore nere di Arbus, giù in Costa Verde, e di capre sarde, insomma, un po' vario. Quando trovo il produttore giusto, che poi ti spiegherò magari chi è il produttore Mannos, insomma, non importa dov'è. Vengono e si emozionano tantissimo, si emozionano. Mi diceva proprio che la cosa che l'ha colpito tantissimo è stata l'accoglienza, cioè lui non immaginava e cioè proprio si è commosso quando ha visto la sua pecora ed era veramente contentissimo. Mi ha detto: "Ci siamo innamorati di quest'isola". Talmente tanto che adesso cercheremo una casa per trasferirci qua. Il loro progetto di ricerca è ancora in corso, ogni tanto ci sentiamo. Hanno continuato ad adottare, quindi questo è il secondo anno che hanno adottato, la loro pecora, Kaia e il loro alveare. L'anno scorso poi loro dovevano ricevere il prodotto, però nel momento in cui, il prodotto era pronto, ottobre, non son potuti venire Mh. e quindi mi scrive l'adottante dicendomi che, purtroppo, insomma, non sarebbero potuti venire a ritirare il prodotto, che sarebbero tornati, in Nei primavera, mesi successivi, mesi certo. successivi, di, regalare il frutto delle loro adozioni a delle famiglie bisognose. E lì veramente la pelle d'oca, e l'emozione è stata veramente fortissima per me, perché pensa che bello questo gesto. Allora io mi son messa d'accordo con Ginetto dell'associazione Libere Energie, che si occupa di estrema povertà, e abbiamo donato queste 3 forme di pecorino e, 6 chili scusa, 2 chili di miele in diversi mieli di diverse, fioriture a delle famiglie bisognose, poi lì ci ha pensato Ginetto. Fantastico. Mh, È una storia bellissima che unisce, davvero più punti sì, e tante finalità. sì, Mi dicevi, ecco, qual è l'identikit, del produttore sì, Mannos. del produttore per far parte di Mannos? Allora, io per questo ho buttato giù una sorta di scheda, no, con i requisiti che un produttore deve avere. Tra l'altro ci tengo anche a dire che, Mannos adesso sta per diventare, una società benefit, nel senso benefit nel senso che come oggetto sociale, oltre a questo, alla diciamo così, lo scopo di, attraverso le adozioni agricole, far conoscere, eccetera, comunque è un'azienda, non è una no profit, Certo. okay, però, siccome metto dentro, tanti aspetti di sostenibilità
ambientale, sociale, volevo che questi obiettivi emergessero anche in quello che è la forma giuridica dell'azienda, perché tutto parla di noi, no? Ehm, e quindi, per questo mi collego al fatto che io ho scritto anche un codice etico, perché? Perché i produttori prima di tutto devono avere gli stessi valori, cioè quindi ci deve essere proprio una comunione di intenti, perché il mio è quello di valorizzare il loro lavoro. Loro chiaramente, devono insomma, rispettare tutta una serie di valori, ecco, ci deve essere un obiettivo comune, perché non con tutti c'è questa capacità, non con tutti ad esempio hanno la capacità di trasmettere con passione quello che fanno. Questa è una cosa importante perché poi gli adottanti vanno da loro, quindi loro sono il volto di Mannos. Quindi al di là una qualità che chiaramente è una qualità indiscussa, la tradizionalità con cui fanno i loro prodotti, che chiaramente è un produttore artigianale, non industriale, e di solito sono giovani ragazzi che hanno deciso di portare avanti un'eredità che gli è stata trasmessa dai loro Mannos. Mannos proprio Proprio da questo, lì, da lì. nasce da lì. Mannos, ci ho pensato tanto che nome potevo dare a questo progetto, perché aveva già fin dall'inizio, l'idea di andare oltre i confini nazionali, no, quindi ho pensato: "Ma deve essere un nome in inglese? No. Deve essere un nome in italiano? Deve essere un nome in sardo", perché alla fine quello che volevo, trasmettere era proprio questo, cioè le nostre tradizioni che da chi ci provengono? Provengono dai nostri Mannos, sono loro che detengono il sapere e lo trasmettono di padre in figlio. Quindi i giovani produttori che fanno parte di Mannos sono quasi tutti giovani ragazzi, addirittura la più giovane ha 23 anni, è Elena, coltivatrice di legumi, che hanno deciso di portare avanti le terre dei propri padri e dei propri nonni. Quindi qualità, passione e valori. Queste sono le 3 cose che cerco in un produttore. Invece prima di salutarti sono anche curioso di sapere, la tua storia con Mannos e anche la tua storia personale, in realtà anche la storia dei produttori, Mh. come ci hai detto. Sono, figlie di scelte di rimanere nella propria terra, oppure di essere andate fuori, però poi tornare, e sviluppare le idee in Sardegna? Questa è un tema centrale per te, per quello che fai, e c'entra anche con un evento che c'è stato da poco, Mh-mh. bellissimo. Ce lo racconti? Ci Sì. dici un po'? Sì, allora il discorso di, tornare, restare o addirittura scegliere la Mh. Sardegna come casa, nonostante non ci siamo né nati né cresciuti, è, un tema che intanto è stato, diciamo così, se vogliamo, la scintilla di Mannos. E poi anche un tema che ho condiviso con Federico Esu, il fondatore di Nodi, di Itaca Podcast, e poi con il quale, insieme lui ha ideato Sardinia Unlocked e poi ha chiesto a me di partecipare nel team organizzativo. Abbiamo, creato questo, esercizio collettivo, che è stato veramente, un qualcosa di molto bello, di molto importante per la nostra terra, perché tutto parte con, il podcast che Federico ha ideato per raccontare, storie di sardi che sono andati via e sono ancora via, non son tornati, ma vorrebbero farlo, di sardi come me che son tornati, e quindi trovate anche la mia intervista nel podcast Itaca, e persone che invece, hanno scelto la Sardegna come casa, come ad esempio la Sophie, la compagna di Federico. Da questo podcast, sono nate una serie di relazioni, perché le persone che facevano parte, cioè che avevano partecipato a questo podcast, hanno iniziato poi a comunicare tra di loro, quindi non so, Maria Giovanna che ha conosciuto, che ne so, Massimiliano che vive a Madrid, e si è instaurato un rapporto, eccetera. E vedendo tutte queste cose, perché Itaca è già al suo quinto anno se non sbaglio, si son create delle bellissime relazioni che, era, impossibile, ed era stupido soprattutto perdere. Quindi se
in maniera del tutto naturale creato nodi, questo movimento, lo chiamiamo così non tanto perché non c'è nulla di politico dietro, assolutamente, ma un movimento perché continua a cambiare nel tempo. E a un certo punto queste sono quindi, Nodi è un gruppo di persone con competenze completamente diverse che si ritrovavano così a parlare, a immaginare, a continuare ad ideare. Son nati dei progetti insieme. Io per esempio ho creato un progetto con Maurizio Porcu, che è tornato da Londra, ne ha creato un altro, insomma tutte queste cose qua, nodi, tanti piccoli nodi. E poi Sardinia Unlocked è stato un esercizio collettivo che ha messo insieme anche altre persone, quindi persone che hanno voluto, donare il proprio tempo per pensare in 2 giorni, per pensare, programmare e ideare in 2 giorni, un sabato e una domenica, delle soluzioni su quelle che sono le sfide maggiori che la nostra isola sta avendo. Ed è venuto fuori un esercizio bellissimo, dove il risultato son state 68 proposte che son state valutate da una giuria, era a Cagliari. Ah, dimenticavo, Sardinia Unlocked è stato un evento non local, di Di più, più. perché eravamo tanti hub sparsi in tutta l'isola, uno era ad Olbia, uno a Cagliari, Le Lacuni e tanti altri posti, e poi, fuori dall'Italia un hub a Milano, fuori dalla Sardegna un hub a Milano, fuori dall'Italia un hub a Madrid e tante altre persone connesse, quindi tutti insieme nello stesso momento eravamo tutti collegati in streaming a lavorare in gruppetti eterogenei, a lavorare su queste proposte. Il risultato son state 68 proposte, policy, programmi, idee, eccetera, che son state, valutate da una giuria, composta da istituzioni, imprenditori, eccetera. Son state premiate 3 idee, comunque tutti progetti bellissimi che la Regione Sardegna stessa ha detto alcuni proprio attuabili subito, immediatamente. Niente, è stato veramente una cosa stupenda perché in Sardegna non è vero che non ci sono idee, che non ci sono per me, è veramente una terra ricchissima di possibilità, di competenze e di idee. L'unica cosa è che bisogna metterle insieme, bisogna trovare le chiavi giuste per trovare le connessioni, per far sì che queste idee mettano delle basi solide. Che forse è proprio il passaggio chiave di tutte le idee. Sì, Maria Giovanna esatto. Carta, grazie. Grazie a Grazie te. per averci raccontato tutto questo. I Grazie a talk voi. continuano nella giornata di oggi e di domani, però venite anche a visitarci al Museo Archeologico di Olbia.